A Zaia vorrei chiedere che rinunciasse per esempio al suo stipendio per pagare i debiti che ha con noi altri, visto che lui ha detto che alle scuole ci tiene. Perché non è possibile che alcune cose siano sempre garantite e altre no. È un affondo senza mezzi termini quello che Don Velludo, coordinatore trevigiano degli asili parrocchiali, riserva al presidente Zaia. A scaldare gli animi la questione dei contributi pubblici, autentica spina nel fianco delle scuole paritarie, parte integrante del sistema nazionale dell'istruzione, ma perennemente a corto di fondi. L'accusa arriva all'indomani del sì della Commissione Bilancio in Senato a riportare i contributi ministeriali alle paritarie ai livelli di qualche anno fa. Una buona notizia, certo, che rischia però di essere vanificata proprio dalla Regione. Mentre la regione è ancora latitante perché sta trattenendo soldi del MIUR e non sta del 2014 e non sta erogando i soldi che lei aveva stanziato del 2015. Per il 2016 dice di non averne. La posta in palio è importante, dice Don Velludo. Stiamo parlando dell'istruzione dei più piccoli. Qui, nella parrocchia di Santa Maria del Sile, bambini, genitori e maestre hanno appena celebrato la giornata internazionale dei diritti del bambino, costruendo un albero su cui sono stati appesi cartellini con i diritti, al dialogo, all'aria pulita, ad avere un buon inizio. Valori che possono essere insegnati e tutelati proprio nella scuola. Sta succedendo una brutta cosa, ecco, che noi adulti parliamo di diritti dei bambini, però poi non li garantiamo. E questo contro le tante promesse che Zaia anche in campagna elettorale ha detto che le scuole sono importanti. Questo nonostante le tante bugie raccontate da lui e dai suoi assessori durante l'estate, dove hanno detto che i soldi li hanno dati e invece non li hanno mai dati